In un momento così difficile, in un momento di crisi, la gente si sente anche a volte un po' sola, ha bisogno di risposte, di ricominciare, di ripartire, di organizzarsi. Una delle cose più importanti è la sfera del lavoro. La CGIL si arricchisce di un nuovo servizio alle persone. Parliamo della sede di via Matteo Cimarra. In cosa consiste questo servizio? Noi abbiamo aperto lo sportello Orienta Lavoro. Abbiamo avuto modo di verificare quanta gente si rivolgeva a noi per avere notizie su una lunga serie di difficoltà che si incontrava di volta in volta a trovare risposta, a trovare anche semplici informazioni legate a un'ipotesi di posto di lavoro. Quindi ci siamo sentiti in dovere nei confronti di tutta questa gente che è alla ricerca di informazione e di lavoro di mettere a disposizione un nostro sportello dedicato, appunto il SOL, con una ragazza, Carmela Pistone, una giovane avvocato con esperienza, che è a disposizione per aiutare tutti coloro che debbono presentare delle domande nei concorsi pubblici. Oggi abbiamo noi il comune di Sciacca che sta assumendo, l'ASP di Agrigento che assume. Si sono riaperte anche le graduatorie per il personale ATA nella scuola, quindi questo sportello tutti i giorni a disposizione di quanti hanno bisogno informazione ed essere aiutati anche nel presentare le domande. Contestualmente a questo sportello abbiamo anche aperto il NIDIL, nuova identità del lavoro. Seguirà questa categoria dentro la CGIL tutti quei lavoratori che danno il proprio servizio con un contratto in somministrazione. Questi sono tanti lavoratori tipo il rider che hanno un contratto atipico, che vengono assunti da agenzie interinali e poi mandati in altre aziende. Ecco, anche qui questi sono quei lavoratori che spesso sono sfruttati, mal pagati, e in questo contesto la nostra compagna Carmela Pistone seguirà anche questi lavoratori. Chi volesse raggiungervi, come può farlo e quando? Nel nostro sito c'è l'informazione rispetto al comparto di SOL e NIDIL, ci sono i nostri numeri di telefono sia di Carmela Pistone che anche il mio personale che si trova con facilità. In ogni caso lo sportello in orario d'ufficio da lunedì a venerdì è sempre aperto. In questi giorni e in questo periodo è meglio se si telefona, però comunque per evitare assembramenti, però comunque qui gli spazi sono tanti e tali che ci consenta comunque di dare una risposta anche senza prenotazione.